Oggi stiamo per mettere in scena una commedia divertente, liberamente ispirata al racconto del marchese Alessandro Trecchi, nato nel 1841. Il racconto, intitolato Il castello di Vidor, è stato trovato tra le antiche carte dell'archivio dell'abbazia di Santa Bona a Vidor. Questo è il mio castello. Sono mondo. Il castello in gambe! Fuggite! Il castellano e la folla fuggono dalla fiera e da una banda di soldati che li inseguono. Tutta musica fisso, tutta, tutto il mondo. Uscite tutti! Ubaldo, muoviti! Ci siamo! Questi combattono! Questi assaporano! Riescono a mettersi in salvo su una barchetta sul fiume Piave, ma di Rosa non si sa ancora nulla. Sono una barca e vedi mio ciò. E quel da Siam, e quel da Bigui, e quel da Col, e che quel da Rigo. Col. Non me vuoi, E che è quel da Nigo? non me fido. Presentazione ai ragazzi bravi, volevo fare un presente alla maestra Nerina per tutto il suo lavoro e spero sia di coso. Con loro anche l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, l'Associazione degli Artiglieri, la nostra società sia fondata anche su valori che nel corso dei secoli e delle generazioni si ripetono e si ripropongono. Rinnovato applauso, questi ragazzi se lo meritano, insieme con ciò che rappresenta per tutti noi l'istituzione scolastica. Vivremo alle ore 18 in punto con la benedizione del fuoco e li stiamo vivendo adesso facendo piazza e facendo comunità.
uomini era la necessità di trovare e ritrovare l'armonia con una natura anche trevigiana, nell'Alta Marca. Il Panevin è l'occasione per rischiarare con la luce di questi fuochi la via che i Re Magi dovevano compiere per raggiungere il luogo dove si trovava il bambinello. Dal 2008 presente nelle nostre comunità la cattedra vescovile che ultracentenaria segna il passo e la storia con noi. Io penso, prima ancora della benedizione, un grande applauso da parte di tutte le autorità. Bene. Grazie, come si chiama? Il signor Stefani è sempre un po' enfatico e esagera un po' sempre. Comunque, grazie a lei, non credo di esagerare. Grazie. Dal 2008 sono venuto, non ogni anno, non sono venuto ogni anno, ma parecchi anni, quindi anche quest'anno, quando mi hanno invitato, mi è parso utile e opportuno venire. Saluto i sindaci, vedo una bella rappresentanza, grazie della vostra presenza. Saluto tutta questa bella gente che c'è, gli alpini schierati, ecco, la banda di Moriago. Bene. Ecco, allora, questa benedizione non è che sia una cerimonia liturgica, però è un piccolo segno per dire che queste fiaccole che partono da qui e raggiungono i vari Panevin distribuiti nel nostro territorio sono un segno anche di speranza. Abbiamo appena cominciato il Giubileo della Speranza, non sono semplicemente un affare estetico, ma possono dire, la luce si diffonde anche nelle tenebre, non dobbiamo prendere paura se a volte sembra prevalere l'oscurità, e a volte purtroppo abbiamo questa impressione. La nostra tradizione cristiana ci dice che la luce vincerà le tenebre, e la luce non è semplicemente quella delle fiaccole, ma la luce è quella della nostra fede, della nostra speranza, della carità, la luce che ci ha portato Gesù Cristo. Questo segno è un segno che ha una radice religiosa e noi lo viviamo proprio con questo spirito, iniziando con la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore, ora e sempre. Leggiamo un piccolo brano del Vangelo. Mentre stavano compiendosi i giorni della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono pieni di Spirito Santo. Ho detto che è un brano del Vangelo, un brano degli Atti degli Apostoli, che ricorda la Pentecoste. Lo Spirito Santo scende come fiamme di fuoco, e fra poco delle fiamme di fuoco partiranno e si diffonderanno. Le fiamme di fuoco dello Spirito Santo indicavano la potenza dell'amore del Signore che scende su ciascuno e lo rende capace di vivere facendo del bene, diffondendo il Vangelo. Anche queste fiamme di fuoco che partiranno con i tedofori e le porteranno, secondo me possono voler dire anche questo, non solo la fiamma che accende i Panevin del territorio, ma anche quel fuoco, quella speranza, quell'amore, quella capacità di amore di cui abbiamo tutti tanto bisogno. Speranza e capacità di amore si diffondano e diventino luce che illumina e che riscalda. Ecco, io credo che il significato profondo di questo gesto possa essere letto in questo modo. Invochiamo
l'aiuto del Signore con la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Con una corona luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e dell'amore, e dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco. Nella festa dell'Epifania del Signore, e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Corrado Pizziolo, lo ringraziamo di cuore e ancora applaudiamo per il suo servizio pastorale e per quanto ha dato a tutte le nostre comunità. Grazie, un momento di raccoglimento che vogliamo sottolineare con un appropriato brano. Grazie maestro, tutta opera di Mike. Riesci a metterlo dietro di loro che non si vede fuori? È la consegna di un ricordo, di un testo che riassume la storia della comunità vidorese, le sue origini e le prospettive per il proprio futuro. Inventare, è tutto da inventare. Mario Bailo, è sempre stravissuta e combattuta. Sì, ecco, grazie a tutti, grazie. Così gremita, anche stasera, nonché il freddo e questo qua è tutto quello che la stagione in pratica. È bello vedere tutta questa gente in presenza qui stasera a Vidor. Auguro a tutti una
un buon anno 2025 a tutti e che sia felice e sereno per tutti. Ovviamente un ringraziamento, come ho appena fatto anche personalmente, a Sua Eccellenza il Vescovo e anche al parroco di Vidor, Don Walter Gatti. L'anno scorso siamo stati ospiti della comunità di Farra di Soligo, pioveva ma non mancava nessuno. Quest'anno siamo ospiti della comunità di Vidor e della comunità di San Pietro di Peletto, con il suo sindaco presente insieme a noi, Cristiano Popeon, con il presidente della Proloco di Santa Maria di Peletto, San Pietro. Ce l'abbiamo? Sì che abbiamo la Befana. Vi sente brontolare, far dispetto pur gridare, vi ammonisce con i doni, sono cenere e carboni. Ma se vede che studiate, se si accorge che vi amate, lascia ninoli e balocchi, fiori, bambole coi fiocchi.
Il consorzio da 30 anni che lavora per questa iniziativa in maniera straordinaria, come straordinaria è stata l'accoglienza che Vidor ci ha regalato quest'oggi. E con così l'augurio di ritrovarci il prossimo anno a San Pietro di Feretto per un'altra iniziativa come questa. Grazie di cuore, grazie a tutti, portate veramente un buon anno a tutti quanti voi.